Numerosi precedenti penali per il 51enne romeno arrestato dai carabinieri dopo l'incidente con lo scuolabus nel Padovano e la sua fuga, era ubriaco al volante. L'allerta meteo di queste ore preoccupa soprattutto nell'Alpago per la frana che minaccia la frazione di Schiucaz, situazione in costante monitoraggio. Tempesta Vaia è il punto della situazione a 7 mesi dal disastro, 196 cantieri aperti, altri 200 da aprire entro fine anno, 3 milioni di metri cubi di legna da vendere dopo aver ripulito i boschi. Perizia shock sull'area di Pozzuoli dove morirono orribilmente Massimiliano Carrera, la moglie Tiziana e il figlio Lorenzo di Meolo. Nessun presidio di sicurezza e nessuna autorizzazione dal comune. Condanna per il vescovo emerito di Vittorio Veneto Magarotto per aver fornito una falsa testimonianza in una causa civile riguardante i figli di una cugina. Il caso della 14enne, aggredita e minacciata da 2 bulle a Treviso fuori da scuola, i timori della mamma, ho paura a far uscire mia figlia, rivela di aver contattato in una chat le ragazzine, tanto non ci fanno nulla, hanno detto. Sport volley, alle 16 a Berlino la finalissima di Champions per Rimocco Conegliano, avversaria quella Novara, già battuta nelle finali scudetto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare dunque della vicenda dello scuolabus ribaltato da Arquà Petrarca con la decina di ragazzini feriti della scuola elementare e dunque dopo la fuga dell'autista l'arresto perché è risultato ubriaco al volante ma con una lunga lista di precedenti penali. Tasso alcolemico 0,32, per un autista di bus il valore dovrebbe essere pari a 0. Dennis Panduro, il conducente che guidava lo scuolabus che si è ribaltato da Arquà Petrarca, è risultato positivo all'alcol test 0,32 appunto. Questo è il valore rilevato dai carabinieri che lo hanno fermato mentre vagabondava a piedi a qualche chilometro di distanza dal luogo dell'incidente, lungo la strada regionale 10. Portato in caserma, il 51enne residente a Rovigo è stato arrestato. È accusato di lesioni personali, colpose, plurime e fuga. Questo è l'epilogo della vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il comune di Arquà Petrarca. Gli alunni sono stati miracolati, solo qualche ferita lieve, qualche botta e tanto spavento. Quando gli 11 piccoli studenti della scuola media Naccari sono arrivati all'ospedale di Schiavonia, i medici si aspettavano condizioni ben più gravi, invece fortunatamente stavano tutti bene. Lo scuolabus si è ribaltato verso le 13:30 in via Ganur dopo aver toccato un cordolo. Stando alle testimonianze dei ragazzini, l'autista li avrebbe poi aiutati ad uscire dal mezzo, poi avrebbe pulito con una scopa la macchia di gasolio sull'asfalto e a quel punto si sarebbe allontanato a piedi tentando la fuga. Ero agitato e mi sono fatto prendere dal panico, ha raccontato ai militari. Dennis Panduro è dipendente della ditta SEAF di Este che si era aggiudicata l'appalto del servizio di trasporto scolastico del comune di Arquà. Era al lavoro da 40 giorni, il suo contratto scadeva il prossimo 10 giugno. L'uomo avrebbe già un precedente per guida in stato di ebbrezza, nel 2017 è stato denunciato con patente sospesa. Di questi precedenti però la SEAF non sapeva nulla, ma ha annunciato provvedimenti. Anche il sindaco di Arquà, accorso subito sul luogo dell'incidente, ha fatto sapere che rivedrà la concessione dell'appalto. Un altro ubriaco al volante, sempre nel Padovano, tampona 2 auto, poi la folle scenata arriva ad accoltellare un altro automobilista. Non ha esitato a brandire un coltello dopo aver provocato un incidente. Scene di ordinaria follia a San Martino di Lupari, dove nella tarda serata di giovedì un automobilista che aveva alzato un po' troppo il gomito ha prima tamponato 2 auto e poi, in preda all'ira, ha minacciato e ferito uno dei 2 conducenti con cui si era appena scontrato. Il protagonista è un 29enne brasiliano che è stato arrestato per lesioni personali e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo ha tamponato un'auto facendola scontrare con una macchina parcheggiata. Ne è nata una discussione accesa, il 29enne infatti non voleva risarcire l'auto posteggiata e così ha estratto il coltello e ha ferito il proprietario della vettura colpendolo all'orecchio e alla tempia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Campo San Piero che dopo l'arresto e la denuncia hanno ritirato anche la patente. Adesso saliamo in montagna, andiamo a Pieve d'Alpago dove da giorni la frana della frazione di Schiucaz preoccupa, tanto è vero che da giorni ormai il piccolo paese è stato evacuato e il maltempo di questo weekend preoccupa. Allora noi siamo lì, siamo con Daniela Sizzi e Paolo Botero e vedo già Daniela con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Botaccin, chi meglio di lui può farci il punto della situazione. Daniela.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Effettivamente siamo qua a Schiucazze, proprio vedete la frana che si trova alle mie spalle e invece a destra il borgo. Come vedete la frana che si sta continuando a muovere in maniera pericolosa, poi le piogge di questi giorni sono davvero preoccupanti. Assessore, la situazione è davvero difficile, per non dire drammatica, perché continua a muoversi questa frana. Sì, la situazione è particolarmente complicata perché ci sono 5-6 mila metri cubi di materiale che incombono sopra le case e le case sono evacuate già da domenica. Purtroppo il tempo non aiuta perché questo maltempo non fa fermare la frana, anzi la fa accelerare, e quindi in questo momento l'equilibrio è molto precario del corpo franoso e pertanto non è pensabile per la popolazione di rientrare nelle abitazioni. È impensabile anche intervenire in questo momento con un equilibrio così precario, e quindi non possiamo far altro che attendere l'evoluzione delle prossime ore. Ecco, un piccolo borgo di 17 abitanti, 3 bambini. Il sindaco Umberto Sokal. Sindaco, i residenti vengono per vedere com'è la situazione, che cosa possono fare, se la casa loro purtroppo è ancora qui o no? Beh, è una situazione sicuramente drammatica per loro hanno dovuto lasciare le loro case nel giro di mezz'ora domenica sera e adesso ovviamente sono qua ansiosi, come lo siamo noi, di quello che potrà succedere. Tra l'altro, Sindaco, fra l'altro ci diceva c'è anche un problema di sciacallaggio, quindi dovete fare anche dei controlli oltretutto. Assolutamente sì, abbiamo cercato anche con il supporto e l'aiuto importante da parte della Prefettura e degli altri organi competenti sulla sicurezza, abbiamo messo in sicurezza, c'è perlomeno fino a lunedì intanto garantito un'assistenza H24 di presenza di personale. Questo ovviamente per la salvaguardia di anche quello che c'è all'interno delle case, che chiaramente è tutto dentro perché loro non hanno preso niente. Ecco, infatti ci diceva un cittadino prima, Nicola, che la loro vita è tutta dentro le case, nel senso che hanno potuto prendere soltanto qualche vestito e basta. Assessore, invece oggi altra riunione operativa per vedere di questa situazione? Sì, altra riunione operativa con il sindaco e spiegheremo insomma alla popolazione quale sarà l'evoluzione, cosa si intende fare, anche io mi auguro, cercando di rassicurarli sul fatto che comunque anche qualora dovessero esserci, noi ci auguriamo, ovviamente speriamo di no, dei danni alle abitazioni, ci sarà la copertura finanziaria. Ovviamente questa è una, come dire, magra consolazione, infatti noi ci auguriamo tutti quanti che la frana venga giù piano piano senza creare danni alle abitazioni, però nell'ipotesi che questa dovesse creare dei danni c'è la copertura finanziaria. Insomma, questo è il messaggio che ci sentiamo di dire ai cittadini oggi, per cercare per quanto possibile di rassicurarli, sapendo che in una situazione di questo tipo è quasi impossibile rassicurare chi è colpito da una calamità del genere. Le prossime ore saranno le più importanti, continua a piovere, inizierà a piovere di più fino a mercoledì, insomma questa è la previsione, che non è certo il massimo. Non è certo il massimo perché come tutti gli eventi franosi, quando piove subiscono un'accelerazione. Dovrebbe iniziare a piovere in maniera cospicua nel pomeriggio e proseguire tutta la notte fino a domani mattina presto, quindi vediamo cosa succederà e non possiamo fare altro che attendere. Bene, da Sciucazze è tutto, grazie davvero per averci seguito e restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizzia, Paolo Bottero e anche poi ovviamente all'assessore regionale Bottaccin e al sindaco di Pieve Dal Pago per questo aggiornamento. Restiamo in montagna però, per fare il punto con il governatore del Veneto Luca Zaia, che è anche commissario per l'emergenza Vaia, di appunto la situazione in montagna a 7 mesi dal disastro. Ridisegnare un territorio devastato. La missione da quei giorni drammatici di fine ottobre, inizio novembre, è stata fin da subito una. Il tempo però scorre, lo scenario non aiuta, ma alcune cifre importanti ci sono. 420 cantieri programmati in questo 2019, 196 di questi già in opera. In cassa per finanziarli quasi 944 milioni di euro, oltre 4 dei quali arrivati con il conto corrente e la solidarietà dei veneti. Ricostruzione, ma anche il punto chiave dei boschi da pulire dopo lo scempio di quella mano gigante e invisibile che ha buttato giù tutto. Ad oggi 700.000 metri cubi ripuliti ad Asiago, 600.000 metri cubi di legname venduto dal Cadore e 800.000 del Lagordino. Ci vorranno almeno 80.000 camion per portare a destinazione ovviamente tutto questo legname, però è pur vero che non ci sono alternative. Per quanto riguarda il lago di Alleghe,
che ha circa 8 milioni di metri cubi di materiale e di detriti al suo interno. Abbiamo già iniziato la pulitura dell'alveo, ricordo che è un intervento da 8 milioni di euro e il materiale verrà utilizzato per fare un terrapieno, una pista ciclabile, quindi ciclopedonale, lungo il cordevole, evitando di portare anche questo materiale a valle con i camion. Legname da spostare e da vendere, altro passaggio chiave che trova importanti riscontri. Le gare sono partecipate, si va anche con prezzi assolutamente al di fuori di ogni più rosea aspettativa, visto e considerato che noi alla fine metteremo sul mercato quasi 3 milioni di metri cubi. E poi bisogna pensare al futuro, come il progetto Recupero Montagna Veneta, per mettere in sicurezza i siti valanghivi con strumenti speciali, evitando i rischi per gli operai. E abbiamo un investimento di oltre 230 milioni di euro per mettere in sicurezza dalle valanghe i borghi abitati e le strade. Ovviamente ci andranno dei lavoratori e quindi qui la volontà di fare un grande progetto con Spisal per tutelare la sicurezza sul lavoro. Non ho ancora chiuso il tema delle richieste a Roma, conclude il commissario per l'emergenza Vaia. Faremo di tutto per portare a casa le risorse necessarie per far rinascere il territorio, ma dobbiamo darci tutti una mano. Ci vuole un po' di pazienza perché poi le situazioni di lavoro e i contesti di lavoro sono assolutamente difficili. Ancora di fronte al maltempo e le sue conseguenze, come ad esempio quello di un'acqua alta anomala per Venezia, ce lo racconta da Venezia il nostro Filippo Fois. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia, è davvero un mese di maggio anomalo quello che stiamo vivendo, anche in questo momento a Venezia piove, la temperatura è attorno ai 15 gradi. Questa sera si verificherà un evento più unico che raro, ci sarà l'acqua alta, è sempre stata prevista per le ore 23, la previsione di 110 centimetri e come dicevamo è un fatto totalmente anomalo per la primavera, tant'è vero che secondo l'archivio storico del centro Maree dal 1872 ad oggi si sono verificati solamente 4 casi di acqua alta in questo periodo. D'altronde è stato tutto il mese che, un po' come nel resto della regione, caratterizzato da un tempo anomalo. A Venezia, per esempio, vi abbiamo detto, siamo attorno ai 15 gradi e la media delle temperature registrate nel mese di maggio è la più bassa degli ultimi 20 anni. Mediamente, per quello che riguarda Venezia, la temperatura è più bassa di 5 gradi rispetto a quello che si registrava generalmente. L'acqua alta prevista per questa sera coprirà circa il 12% della città, naturalmente la zona più colpita sarà San Marco, quella più bassa di Venezia, dove l'acqua alta potrà salire fino a 20 centimetri da terra. Quindi abbastanza per doversi portare gli stivali per chi dovesse passare lì questa sera. Con questo per ora da Venezia è tutto e vi restituiamo la linea. Fois, adesso la cronaca, nessun presidio di sicurezza per i lavoratori e visitatori, nessuna valutazione dei rischi, nessun rimedio per prevenirli, nessun intervento su quella voragine che pure era presente da giorni. E elemento ancora più inquietante, nessuna autorizzazione dal Comune, l'attività era di fatto abusiva. Sono sconcertanti le conclusioni che saranno illustrate nell'udienza fissata per lunedì prossimo alle 10 presso il Tribunale di Napoli della perizia sulla Solfatara nell'ambito del procedimento penale per la tragica morte, lo ricorderete, di Massimiliano Carrer, della moglie Tiziana Zaramella e del figlio Lorenzo, la famiglia veneziana di Meolo che rimase vittima il 12 settembre 2017 visitando il noto sito naturalistico del terribile incidente. Lorenzo precipitò in una voragine del terreno che si aprì sotto i suoi piedi e che lo inghiottì stordendoli anche con i gas del sottosuolo mamma e papà che erano accorsi per salvarlo. L'inchiesta, che ha evidenziato fin da subito le gravi lacune sul piano della sicurezza, ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato il disastro colposo di Giorgio Angarano, amministratore della Vulcano Solfatara SRL, e di altri 5 soci della società che gestisce l'area e della società stessa, ma queste perizie confermano ancora una volta le gravi lacune e appunto verranno illustrate lunedì prossimo nel procedimento penale a Napoli. Adesso ancora la cronaca giudiziaria, una storia completamente diversa, una condanna per il vescovo emerito di Vittorio Veneto. Sentite perché. Condannato per falsa testimonianza, 1 anno e 4 mesi la pena inflitta a Monsignor Alfredo Magarotto, 92 anni, vescovo emerito di Vittorio Veneto dal 2003, già alla guida in precedenza della diocesi di Chioggia. È stata una lettera scritta proprio da Monsignor Magarotto al giudice a portare alla condanna, riguardante una vicenda strettamente familiare, una causa civile relativa a una compravendita contestata dai figli di una cugina del religioso, di fatto una semplice donazione alla quale uno dei 2 eredi si opponeva.
In primo grado l'appello, quindi la testimonianza del vescovo emerito che nel 2016 in aula affermò che la cugina gli aveva confidato di non aver mai percepito il controvalore economico dell'immobile che aveva ceduto a uno dei figli, salvo poi rettificare e correggere con una lettera inviata al giudice un anno dopo quanto dichiarato, affermando che di quei fatti la cugina non gli aveva in realtà mai accennato. Da lì l'apertura di un fascicolo per falsa testimonianza, dopo aver verificato che Monsignor Magarotto, malgrado l'età avanzata, è perfettamente lucido, si è proceduto condannandolo con pena sospesa, una decisione che ora riaprirà anche la vicenda a livello civile. Sempre a Treviso torniamo a parlare del caso delle ragazzine bulle che hanno aggredito e minacciato una 14enne fuori da scuola, ancora la madre che parla e rivela anche di aver parlato in chat con una di queste ragazzine con delle risposte sconvolgenti. Dico sta cuccia. Dopo l'aggressione verbale e fisica subita dalla figlia di 14 anni, la famiglia vive nella preoccupazione che le minacce delle bulle possano passare dalle parole ai fatti. Non ci sentiamo tutelati, dicono i genitori della vittima. Io adesso non so come comportarmi perché dovendo comunque far vivere una ragazzina di 14 anni la sua adolescenza, io adesso mi trovo costretta a prendere delle precauzioni nei confronti di mia figlia ingiuste, perché non posso permetterle di girare libera come dovrebbe, perché ho il terrore che possano veramente fare quello che ci è stato promesso. Tutto è avvenuto davanti ai cancelli della scuola media trevigiana, di fronte ad altri studenti. La mamma è riuscita a mettersi in contatto con le bullette, ma la risposta che le hanno dato è sconcertante. Sono riuscita a contattarle via chat e mi hanno detto che posso fare quello che voglio, tanto a loro non verrà fatto niente, e il dramma è che hanno ragione. Non possono fare niente, perché finché il fatto vero e proprio non verrà compiuto non si tratta di molestie, non si tratta di aggressione. Lo sconcerto del papà. Da papà siamo molto preoccupati, soprattutto quando hai una ragazzina, e purtroppo non sono tutelati perché quando succedono queste cose vanno sempre a minimizzare con la ragazzata. Ma loro non intendono arrendersi e vogliono far sentire la loro voce, perché questo non è e non rimarrà un caso isolato. I genitori devono fare la loro parte, così come le istituzioni dicono, perché oggi è toccata a nostra figlia, ma domani potrebbe accadere a qualche altra ragazzina. Qualche istante di pubblicità, poi ancora la cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio, in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Torniamo dunque alla cronaca dal Vicentino. Un uomo cade in una vasca di fanghi di un'azienda conciaria vicentina e viene salvato dai vigili del fuoco. È accaduto all'alba di oggi ad Arzignano, dove i pompieri sono intervenuti per il salvataggio di una persona che era all'interno di questa vasca di fanghi. I vigili del fuoco accorsi da Arzignano e successivamente con il supporto degli operatori SAF, Speleo Alpino Fluviali di Vicenza, e i sommozzatori di Mestre sono riusciti a recuperare l'uomo e affidarlo alle cure del SUEM 118. Tutto da chiarire la dinamica per cui l'uomo è finito in questa vasca rischiando la vita. Adesso le elezioni europee del 26 maggio, in corsa alle urne anche i Popolari per l'Italia nel gruppo del PPE, il Partito Popolare Europeo. Tra i candidati Agostino Migliorini, che spiega così, con queste parole, alcune delle priorità del programma. Noi siamo nel filone pro-life, ecco, ci pare che l'Europa stia scontando pesantemente un calo demografico ed è probabilmente il problema maggiore in prospettiva, anche perché coinvolge molte donne che vorrebbero magari avere dei figli e non riescono ad averli per tutti gli ostacoli che vengono messi loro intorno. E non ci rendiamo conto che invece il ricambio generazionale è fondamentale anche per gestire meglio quello che potrebbe essere l'immigrazione, che così rischia di diventare sostituzione di una civiltà, di una mentalità, quando invece potrebbe integrarsi bene nel momento in cui c'è anche un scambio, un giusto rapporto, insomma, ecco. Allora diventa un rafforzamento, diventa una diversità, può diventare una ricchezza. E deve cambiare molto secondo me anche l'approccio al mondo del lavoro.
Ecco, da noi il lavoro costa molto, non solo ma non perché vengono pagati molti dipendenti, perché ci sono troppe tasse sul lavoro. L'Europa paga più tasse sul lavoro di tutti gli altri, più del doppio di quello che per esempio paga il Giappone e molto di più anche degli Stati Uniti. Ci sono poi, e questi sono i paesi che pagano già abbastanza, voglio dire, ecco, ci sono paesi che ci circondano in cui praticamente il costo del lavoro è bassissimo, anche perché oltre che sottopagato non si pagano tasse eccetera, ecco, ma allora se abbiamo già questa differenza che la andiamo praticamente a raddoppiare aggiungendoci sopra un sacco di tasse, chiaramente andiamo fuori mercato, insomma, ecco. A Cittadella adesso, dove la polizia locale farà da apripista in Italia per l'uso giudiziario dei droni. I droni non sono solo un sistema per realizzare immagini spettacolari, né solo un velivolo militare. Nel campo dell'intelligence hanno ovviamente applicazioni che possono essere utili per acquisire prove per le forze dell'ordine. Per questo a Cittadella un corso di formazione prepara agenti di polizia giudiziaria di molte forze dell'ordine e polizie locali. Per esempio esiste la Digital Forensic, che significa acquisire prove di crimini perpetrati da droni nel modo corretto. Ce ne sono tantissimi, è un pochettino come il cellulari, i software che utilizziamo possono analizzare 7-8 mila tipi di cellulari, quindi di droni ce ne sono almeno altrettanti per quanto riguarda la particolarità. La particolarità del drone è che ci sono sì droni commerciali, ma ci sono anche droni open source. I droni open source sono infiniti. Una battaglia estremamente complicata, un ruolo del tutto nuovo con i droni è quello della polizia locale di Cittadella, che fa da apripista, un sistema utile per il contrasto alle coltivazioni di marijuana, per esempio, come pure per il controllo di reati sul territorio. Questo sia abuso edilizio, ma anche un deposito controllato di rifiuti, oppure un sito incontaminato dove lo stesso agente di polizia interviene e rischia di essere incontaminato. Il drone sostituisce tutte, cioè fa venire a zero queste problematiche, perché il sorvolo mi fa il video, mi fa le misure, mi fa tutto, io stilo notizie reatto, stilo l'accertamento urgente, stato luoghi, tutto in tempo reale, ho già la confezione del prodotto. E per quanto riguarda l'uso dei droni, meglio non scherzare, senza le necessarie autorizzazioni e assicurazioni le sanzioni ora vanno da 50 a 100.000 euro, cifre di autentico terrore. Lo sport, il volley in chiusura perché mancano pochissime ore alla finalissima di Berlino che vedrà l'Imoco Conegliano sfidare Novara, una riproposizione della finale scudetto, stavolta però con in palio la Champions, dopo il lungo viaggio Conegliano-Berlino che ieri ha costretto l'Imoco a saltare il primo allenamento. L'altro ieri le Pantere hanno potuto provare, così con il primo allenamento, il campo di gara che oggi alle 16 sarà teatro della finalissima squadra al completo per coach Santarelli, che punta con le sue ragazze al titolo solo sfiorato nelle ultime edizioni. Quindi alle 16 la finalissima e il sogno dell'Imoco di agguantare la coppa che le manca. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. La giornata di sabato 18 maggio sarà all'insegna di un forte maltempo sulle nostre regioni, ma vediamo insieme nel dettaglio dove pioverà di più. Sul Veneto, come detto, avremo condizioni di maltempo diffuso un po' su tutta la regione. Attenzione perché le precipitazioni potranno risultare anche di moderata o forte intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 15 e 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con piogge diffuse un po' dappertutto, localmente anche forti, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 19 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto perché la perturbazione investirà anche la nostra regione, dove il tempo sarà spiccatamente instabile con rovesci e temporali dappertutto, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.